in diretta, va benissimo. Puoi andare, Andrea. Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro nuovo incontro del ciclo di conferenze organizzata dall'Associazione Amici del Romanico. Ora io presento questo nostro incontro pomeridiano nella veste non di relatore, come è capitato in altre occasioni, ma di membro del direttivo dell'Associazione Amici del Romanico, che ha organizzato questo ciclo di conferenze ideato da una persona nello specifico del direttivo, che è Rossana Martorelli, anch'essa membro della direzione. Quindi senza troppi giri di parole presento i relatori di questa sera, che affronteranno un tema quanto mai affascinante e interessante per lo studio del romanico nell'isola di Sardegna, e non solo in realtà. Un tema legato alle torri campanarie o campanili nelle chiese romaniche, che hanno delle connotazioni e delle caratteristiche particolari. Non solo, alcuni di questi hanno subito delle superfettazioni in epoca moderna, ma non vi ruberò il piacere di scoprire questi aspetti, che ci descriveranno la professoressa Nicoletta Usai, che è ricercatrice di storia dell'arte medievale qui all'Università degli Studi di Cagliari, e il dottor Marco Mangino, che è un nostro laureato, ha fatto una tesi di laurea sulla chiesa di San Giovanni Battista di Orotelli e ha dedicato una particolare attenzione al campanile che è addossato all'edificio, perché ha delle decorazioni scultoree di straordinario interesse, e ha approfondito il suo lavoro di tesi, e ce ne parlerà stasera. Quindi ci sono anche delle assolute novità. Io ringrazio voi tutti presenti questa sera e darei la parola alla professoressa Nicoletta Usai. Direi che ora pendiamo dalle sue labbra e dalle immagini che ci farà vedere. Grazie, buon ascolto a tutti, grazie per essere con noi e buon lavoro ai relatori. Grazie mille al professor Pala per la presentazione, grazie mille agli Amici del Romanico, che come ogni anno mi invitano a fare questi interventi. Io sempre con gran piacere partecipo. Quest'anno in questa modalità un po', insomma, che stiamo imparando a vedere come normale. Speriamo che sia l'ultima volta che parliamo con il tramite di uno schermo e che ci possiamo presto rivedere. Io adesso condivido la mia presentazione e ecco qua. Vediamo un po'. Ecco qua. Perfetto. Ditemi se vedete bene. Tutto a posto? Sì. Sì, chiarissimo, chiarissimo. Perfetto. Allora, ripeto, ringrazio i colleghi, amici dell'Associazione Amici del Romanico, Andrea Pala, Rossana Martorelli, che appunto mi invitano ogni anno a queste conferenze. Oggi parleremo di campanili. Il mio ruolo sarà quello di fare un quadro generale, poi cederò molto volentieri la parola al dottor Marco Mangino, che è un giovane collega laureato in storia dell'arte medievale con il professor Andrea Pala. Intanto vediamo la definizione di torre di campanile tratta dall'Enciclopedia dell'Arte Medievale. Sostanzialmente designa la torre campanaria, ma viene usato anche con riferimento a torri di vario tipo, con o senza campane. Evidentemente uno degli elementi da mettere a fuoco immediatamente è il legame fra la struttura architettonica, cioè il campanile, e la campana
che ospita. Ma vedremo in questa breve introduzione come effettivamente questa architettura che noi prevalentemente associamo alle chiese, in realtà poi sia collocabile anche in contesti differenti da quelli religiosi. Iniziamo a fare un panorama tipologico, vedendo quello che è il tipo di campanile più diffuso nelle chiese romaniche della Sardegna, ovvero il campanile a vela. Il campanile a vela è una struttura che insiste alla fine, al termine, al colmo della facciata, che è, diciamo, il modello base, ecco, se vogliamo usare un termine abbastanza chiaro, cioè una struttura molto semplice che ospita appunto la campana, che può essere a una luce o a due luci. Qua vedete gli esempi di Villa Speciosa e di Oschiri, uno appunto ad una luce e l'altro a due luci. Lo diciamo subito, vedremo tanti campanili a vela, tanti campanili a torre più o meno prossimi all'edificio religioso. Di tutte queste strutture, molti sono stati rimaneggiati, sono stati restaurati e rifatti in epoca moderna, come potete vedere in maniera abbastanza chiara anche dalle immagini. Evidentemente anche quello di Oschiri è un po' troppo nuovo. E poi abbiamo la torre campanaria addossata, qua siamo a Bosa, mi scuso per questa foto sgranata, insomma, ma non era semplice trovarne una che vi mostrasse questo fianco con appunto la torre campanaria autonoma rispetto all'edificio, torre campanaria a canna quadrata, ma con la caratteristica di avere appunto la sua struttura addossata all'edificio religioso. E poi abbiamo sempre qua, insomma, abbastanza celebre, la torre campanaria della Cattedrale di Cagliari. Tra l'altro è una delle parti ancora medievali dell'edificio, notate anche come sia addossato proprio al fianco della chiesa. Ecco, e poi la torre campanaria autonoma. Questo è un manufatto interessante, vedete qua la torre campanaria di San Pietro a Galtellì, che è autonoma rispetto all'edificio, che è quello che vedete nella parte destra della fotografia. Fra l'altro questa torre campanaria è molto molto interessante, meriterebbe di essere studiata. E qua vedete un altro esempio di torre campanaria autonoma, quella della Santissima Trinità di Saccargia, che è effettivamente, seppur di poco, scostata rispetto alla chiesa romanica. Ecco, come vi dicevo in presentazione, siamo abituati a qualificare la torre campanaria e il campanile, diciamo più genericamente, abbiamo visto che non ci sono soltanto torri, i campanili come addizioni, ecco, delle chiese, ma in effetti, come vediamo qua nella torre di San Cristoforo o torre di Mariano a Oristano, che gli oristarenesi ben conoscono, abbiamo una torre campanaria che ospitava la campana, diciamo, inserita nelle mura della città. Quindi in effetti questi campanili, queste torri campanarie hanno una caratteristica multiforme, sia una caratteristica di inserimento negli edifici civili, sia nell'inserimento in edifici religiosi. Ecco, in questa mia breve presentazione vorrei soffermarmi su quella che è una caratteristica che vi anticipavo già all'inizio del mio intervento, ovvero la presenza di questi campanili, queste torri campanarie, in particolare le torri campanarie che vedono una presenza importante di rifacimenti e di restauri. Lo sottolineo perché questo è un elemento che comunque dobbiamo sempre tenere ben presente quando osserviamo questi manufatti, quando li vediamo, quando li studiamo, dobbiamo sempre tener conto dell'intervento e degli interventi di rifacimento che sono occorsi a questi manufatti. In particolare quello che vediamo è il campanile di Saccargia della Santissima Trinità di Saccargia, che è fra quelli che maggiormente, insieme alla facciata e al portico della chiesa, ha ricevuto
un intervento importante. In particolare sono stati rifatti gli archetti, è stata fatta un'importante sostituzione dei conci, insomma sostanzialmente quello che vediamo è, almeno nella parte alta, frutto del rifacimento da parte di Dionigi Giscano nella seconda metà scusatemi, mi interrompo un secondo perché c'è mio figlio in sottofondo che mi urla nelle orecchie. Michele, ok. Chiedo scusa, ma sono sola con lui e questi sono gli imprevisti della diretta, scusatemi ancora. Quindi dicevamo il campanile della Santissima Trinità di Saccargia che ha una parte importante della sua struttura che è frutto di questo restauro. Ma quello che è forse l'esempio più interessante è, diciamo per gli abitanti di Santa Giusta, il simbolo del stesso del paese è proprio il campanile della chiesa di Santa Giusta. Campanile che vedete oggi nella sua, come dire, nella sua conformazione attuale, ma che in effetti in un disegno della Marmora del 1868 veniva sostanzialmente non esisteva, c'era diciamo la sola traccia di un piccolo campanile a vela di cui però effettivamente non rimane più niente, ed è estremamente interessante notare nelle foto del volume di Dionigi Giscano del 1907 come questa torre fosse più bassa effettivamente di quella che vediamo oggi, torre che peraltro sappiamo dai documenti che sono stati studiati fra l'altro dal professor Pala nel volume monografico dedicato alla cattedrale di Santa Giusta, che è stata realizzata nel 1878 e poi sopraelevata a partire dal 1908 per darle la conformazione che poi possiamo vedere ancora nel volume di De Logu del 1953. Ecco, concludo questo mio breve intervento facendovi vedere ancora quella che è l'impatto dei restauri sui campanili. Qua siamo a Santa Maria di Bonarcado, nella chiesa romanica, la chiesa nuova del complesso medievale. Notate ancora una volta la presenza, anzi l'assenza vorremmo dire, di questa cupola a cipolla che è stata eliminata nei restauri degli anni 50 del Novecento per restituire questo profilo così diciamo più medievale, ecco, di quello che effettivamente possiamo notare in questa immagine, evidentemente però snaturando quella che è la natura stessa dei monumenti storici che subiscono una serie di interventi, anche una serie di adeguamenti di gusto che evidentemente andrebbero rispettati proprio come si rispetta la storicizzazione degli interventi e delle fasi storiche. Ecco. In questa mia breve presentazione ho cercato di dare alcuni spunti che poi vedremo si applicheranno al caso studio del dottor Marco Mangino, che si occupa della chiesa di San Giovanni Battista di Orotelli e in particolare ci parlerà appunto di quello che è il campanile di San Giovanni Battista di Orotelli, dottor Marco Mangino, a cui cedo la parola volentieri. Prego. Grazie professoressa. Ditemi se si vede. Sì, Sì, benissimo Marco, bene. Ok, allora innanzitutto buonasera. Vorrei innanzitutto ringraziare i membri del direttivo dell'Associazione Amici del Romanico per avermi dato l'occasione a partecipare a questo ciclo di conferenze e poter diciamo divulgare una parte di quelli che sono stati i miei studi e la mia ricerca per la tesi magistrale in storia dell'arte, che ha riguardato diciamo tutto il complesso della chiesa di San Giovanni Battista a Orotelli, e di cui oggi vi illustrerò quello che è l'aspetto della giornata, il tema della giornata, che è il campanile. Innanzitutto però bisogna che si dia qualche informazione sulla chiesa di San Giovanni Battista, anche perché è una chiesa importante che è stata stravolta da interventi di restauro nel corso degli ultimi 150 anni circa. È stata edificata agli inizi diciamo del XII secolo ed è entrata
fortemente anche nei numeri della storia, in quanto tra il 1112 e il 1160, quindi nella prima metà del XII secolo, fu la sede della diocesi temporanea di Ottana. E noi questo lo apprendiamo in modo diretto da fonti scritte che ci danno sostanzialmente anche informazioni indirette sulla Chiesa, in quanto su di essa non abbiamo alcun documento. Queste fonti scritte sono soprattutto due. Una datata il 5 ottobre del 1116, che è il condaghe della consacrazione della Santissima Trinità di Saccargia, dove viene citato esplicitamente un vescovo di Orotelli, un tal Giovanni. E successivamente un documento del 1139 che riguarda una donazione fatta al monastero di San Salvatore di Camaldoli, viene citato un certo Ugo, anch'esso episcopo di Orotelli, il quale cede a San Salvatore di Camaldoli il San Pietro di Odini, che è una chiesa poco distante da Orotelli. Da queste altre foto possiamo notare quello che è il prospetto nord della chiesa, dove effettivamente vediamo questi grossi pilastri di forma triangolare sul quale è eretto, diciamo, il campanile, ormai oggi accessibile soltanto tramite questa scala esterna. Molto importanti sono stati gli studi sulla planimetria che ci ha permesso in prima istanza di ricostruire quella che era la sua diciamo, forma originaria, cioè una chiesa a croce commissa, dove il campanile era posizionato sul transetto nord, esattamente sulla facciata ovest del transetto nord, il quale con i successivi interventi di ampliamento, soprattutto i primi avvenuti nella seconda metà del XIX secolo, hanno fatto sì che la struttura del campanile dà un elemento, diciamo, quasi esterno alla chiesa sia stato pian piano inglobato nelle sue strutture. Inizialmente con l'aggiunta di queste due cappelle e della scala per potervi accedere, e successivamente con gli interventi di ampliamento del XX secolo, della metà del XX secolo, che hanno ulteriormente stravolto la planimetria della chiesa, trasformandola in una chiesa a 3 navate, è stato ancor più, diciamo, inglobato nelle strutture della stessa chiesa. Il campanile, come detto, inizialmente è formato da due pilastri molto tozzi, di forma triangolare, sormontato da un arco ogivale che molto probabilmente è stato aggiunto con i primi ampliamenti nella metà del XIX secolo. Nella scarsa e scarna, diciamo, letteratura che fino ad oggi era presente, sono molto importanti i commenti che ci vengono offerti da Botteri, il quale lo definisce un bellissimo campanile a vela del 1300 che presenta delle singolari sculture in altorilievo, e quello della Serra che ci dice che a destra si ergeva un campanile del XIV secolo con singolari altorilievi di incerta interpretazione. Ancora più importanti sono le definizioni che ci dà Loscano, in quanto ci dice che offre le aggiunte moderne molte strutture medievali degne di interesse. Fra queste il campanile, che non è come al solito una torre campanaria, ma un sostegno murario terminato superiormente da due arcate in cui sono le campane. Di queste due arcate di cui parla Loscano, che molto probabilmente devono stare al centro qui dei due pilastri, purtroppo non ci sono tracce ed evidenze in ciò che rimane oggi. Ancora Loscano ci dice che il campanile, secondo lui, è coevo alla chiesa, formando un tutt'uno organico. Molto importante è questa definizione, un tutt'uno organico, perché poi la rivedremo e la ritroveremo grazie alla comparazione delle rappresentazioni scultoree delle cornici con altri elementi decorativi presenti nel resto della chiesa. Loscano paragona questo campanile con altri campanili da lui esaminati in altre chiese, come quello della Santa Maria di Utta, della Santa Maria di Trattalias, della Santa Maria di Ghilarza, San Leonardo di Santo Lussurgio e molti altri.
Però paragonandoli ci dice che queste aggiunte in queste chiese sono posteriori e che non hanno quindi alcun tipo di collegamento artistico o costruttivo con le restanti parti degli edifici, cosa che invece lui ritiene ci siano tra questo campanile e il resto della struttura del San Giovanni Battista. Per quanto riguarda le decorazioni, e quindi qui iniziamo la parte diciamo più importante del campanile, della descrizione del campanile, abbiamo due tipologie di decorazioni, quelle che riguardano le cornici mediane e terminali e soprattutto poi le più importanti che sono le decorazioni scultoree del pilastro sinistro. Per quanto riguarda diciamo le decorazioni delle cornici, la prima del pilastro sinistro posizionata al centro presenta una decorazione a foglia cimarricurva con due boccioli al di sopra sormontati da una semplice modanatura. Molto importante è la configurazione della foglia cimarricurva, in quanto riprende perfettamente la tipologia che è presente nei peducci delle arcate laterali, delle arcatelle laterali. Di contro ritroviamo questa stessa tipologia di foglia cimarricurva nel pilastro opposto, sempre nella cornice mediana, dove abbiamo la stessa tipologia di foglia cimarricurva, una decorazione a torta e la stessa modonatura che era presente nella decorazione precedente. Qui è importante la decorazione a torta, perché questa decorazione a torta la ritroviamo in due altre decorazioni presenti in due altri luoghi della chiesa. Il primo è nella centina della monofora esterna del fianco nord, che presenta la stessa tipologia di decorazione a torta, e successivamente nella centina della monofora interna del catino absidale, che ritroviamo diciamo la stessa tipologia di decorazione. Questo ci fa capire che il piano decorativo era effettivamente gestito dalle stesse maestranze e quindi aveva ragione lo Scano a indicare il campanile coevo con la costruzione della chiesa. Per quanto riguarda invece le decorazioni delle cornici superiori, abbiamo una decorazione a motivo vegetale nel pilastro sinistro e nel pilastro destro troviamo una sorta di intreccio continuo sormontato da una decorazione a rocchetti. Interessante da notare nel pilastro sinistro il fatto che sono presenti altre decorazioni che presentano questa sorta di intreccio continuo. Purtroppo però sono talmente deteriorate che la loro piena lettura è, non possiamo avere una loro piena lettura di come dovevano essere disposte. Per quanto riguarda invece la parte più importante delle rappresentazioni scultoree nel campanile, abbiamo che sono presenti ovviamente nel pilastro sinistro, come anticipato. Dobbiamo fare un chiarimento. Innanzitutto, se dal punto di vista iconografico sono molto riconoscibili e chiare, dal punto di vista iconologico invece abbiamo delle mancanze, in quanto non sono pienamente fruibili, la loro lettura non è pienamente fruibile, in quanto sono muttile, sono sicuramente incomplete, perché comunque a distanza di circa 1000 anni dalla loro realizzazione, molte parti sono andate perse per deterioramento. Come possiamo vedere nel registro più alto abbiamo questa rappresentazione di un personaggio messo di fianco, che è rivolto verso la sinistra, che regge un ramo di palma. Al di sopra si dispongono due animali che per tipologia sono identificati come due cavalli in base alla tipologia delle zampe e alla grandezza della testa, e qui ne possiamo vedere una loro rappresentazione grafica per poterne apprezzare meglio la resa. E a questo punto bisogna dare una
lettura iconologica di queste immagini, come detto, sono mutili e quindi vi potrebbero essere molteplici interpretazioni. Per quanto riguarda il personaggio con che regge il ramo di palma, possiamo dire che la palma probabilmente ci rimanda a un'antica simbologia che risale all'Oriente, che si riferisce alla vittoria, alla rinascita, alla immortalità. Infatti sono, possiamo dire, i rami di palma che rimandano anche ai rami di palma della Domenica delle Palme per quanto riguarda il cristianesimo. È un simbolo di martirio, sempre nel cristianesimo, e il ramo di palma è diventato, diciamo, un simbolo, uno tra i simboli preferiti insieme all'ancora e alla colomba per quanto riguarda l'arte cristiana. Come detto, diventa un simbolo di martirio. La possiamo riscontrare in innumerevoli epigrafi sia sepolcrali, sia su sarcofagi che su affreschi, e molti mosaici ci mostrano delle persone che reggono in mano appunto dei rami di palma, e questi sarebbero la rappresentazione di cristiani che hanno riportato, diciamo, la vita morendo nella loro fede. Per quanto riguarda invece il cavallo, diciamo, trova dei collegamenti sia tra le antiche civiltà dell'Oriente che dell'Occidente, ed è riferito ad una simbologia cupa, ctonia, e col tempo arriva addirittura ad essere un simbolo del sole. Questo infatti lo possiamo paragonare per esempio con i cavalli che tirano il carro di Apollo, che appunto sorreggeva il sole. Per quanto riguarda sempre il cavallo, bisogna anche dire che i primi cristiani avevano la consuetudine, diciamo, di rappresentarlo come un simbolo della gioia e della vita, scusate, della vittoria finale. In particolar modo era molto frequente ritrovarlo nelle tombe dei martiri, associato sia alla palma che al monogramma di Cristo. Il popolo nutriva una grande, come possiamo dire, una grande considerazione verso il cavallo, che però era in antitesi con quella che era la concezione dei padri della Chiesa. Infatti Agostino ci dice che il cavallo rizzava la testa per arroganza, Gerolamo che nitriva di desiderio se vedeva una donna, e Gregorio Magno lo indicava come simbolo di voluttà, di arroganza del mondo, dei buoni propositi, dei predicatori intrepidi e così via. Bisogna dire anche che ci sono delle antiche diciamo, interpretazioni che sostengono che i cavalli, soprattutto nelle raffigurazioni della crocifissione, tendevano a distogliere lo sguardo da Cristo, e questo perché tendevano a perseverare nell'incredulità. Un'altra cosa molto importante ce la dicono i bestiari medievali, in quanto da essi possiamo apprendere quella che è la natura del cavallo, ovvero sia che se il padrone dell'animale lasciasse il cavallo senza bere per 5 giorni, al termine dei quali lo lasciasse libero di andare a bere, e adesso non trovasse l'acqua, inizierebbe a nitrire in maniera forsennata e a battere i zoccoli sulla terra, sapendo che lì sotto c'è l'acqua. Questo ce lo spiegano dicendo che praticamente questa natura del cavallo sta ad indicare tutte quelle persone, tutti quei peccatori che, come dire, non hanno avuto la fortuna di poter bere la grazia e la misericordia che si diffonde nel mondo, e questo non ha permesso a loro di poter sciogliere i loro peccati e di trovare quindi la misericordia e la grazia del Signore. Un po' più problematica è la rappresentazione che sta nel registro inferiore, che è questa, dove abbiamo un personaggio maschile con gonnellino e la rappresentazione di un serpente al di sotto. Inizialmente si potrebbe tendere a pensare che sia una rappresentazione di Adamo ed Eva, ma questo diciamo è molto probabilmente impossibile,
in quanto la posizione è abbastanza insolita nel campanile, perché tale tipologia di raffigurazione era più era più normale che potesse essere riservata in quella che era denominata la porta dei peccatori, ovvero sia quella entrata che era posizionata nella facciata meridionale delle chiese, dove il pellegrino barra peccatore, prima di poter varcare la soglia ed accedere all'interno della chiesa, trovava di fronte a sé tutta, diciamo, una serie di sculture sul tema del peccato originale. Questo questa porta, insomma, praticamente aveva la funzione di ammonimento, di lasciare al di fuori della chiesa tutte quelle che erano le proprie pulsioni peccaminose. Molto importante è quello che ci ha fatto notare la professoressa Serra, che lei praticamente ci dice che la rappresentazione scultorea del serpente, soprattutto in Sardegna, nella rappresentazione scultorea sarda, tra l'XI e il XIV secolo, è molto rara. Lei cita 3 casi, escludendo quello di Orotelli, che ovviamente non è, diciamo, fino a questo momento non era ancora stato studiato. E cita, come dicevo, 3 casi. Il primo è quello di San Pantaleo ad Olianova, dove nell'architrave del portone mediano della facciata abbiamo una rappresentazione di un serpente in un ambiente palustre, però questa rappresentazione molto probabilmente è dovuta a un rimpiego di un marmo di epoca romana. Un'altra rappresentazione che lei cita è quella del San Giorgio di Tului, a Tratalias, una chiesa ormai scomparsa, e di cui rimane un frammento di una rappresentazione di un serpente con una figura umana nelle sue fauci. È molto probabilmente riferibile a una delle scene di Giona, del Testamento, in cui si parla di Giona. Mentre la terza che lei cita è quella del San Ranieri di Villamassargia, una decorazione posta in facciata al di sotto dell'oculo in facciata, e vi è la rappresentazione qui di un serpente in un ambiente vegetale. Dicevo, questo ovviamente è un plus ultra, cioè un di più, una nuova rappresentazione di un serpente che aumenta, diciamo, le rappresentazioni scultoree in questo lasso di tempo. Molto importante la presenza di questo soggetto qui sopra, che poi vediamo qui nella rappresentazione grafica, ed è ciò che appunto ci fa pensare che non siamo di fronte ad una rappresentazione di una scena di Adamo ed Eva con il peccato originale. Questo perché possiamo riconoscere, soprattutto nella rappresentazione grafica, quella che dovrebbe essere una capra che è un animale che sia in Cina, in India, che tra i greci e i romani era considerato in rapporto con la divinità. Nell'arte protocristiana era portatrice di simbolo, mentre nell'arte medievale rappresentava l'animale che è in grado di riconoscere. Ancora una volta, diciamo, ci vengono in supporto sempre i bestiari, anche per dare i bestiari medievali, per poter dare un'interpretazione, diciamo, un po' più iconologica. Nei bestiari la capra è vista come un animale che ama le alte montagne, che pascola nelle convalli e che possiede anche una vista molto acuta, e quindi è in grado di riconoscere se chi si sta avvicinando sia un viandante o un cacciatore. E questo è lo stesso modo in cui Gesù Cristo amava le montagne, e cioè le montagne rappresentavano i profeti, gli apostoli, i patriarchi, e come la capra che trovava, diciamo, i suoi pascoli nelle loro convalli, esso la trova nella Chiesa.
e il fatto che poi la capra possieda una vista molto acuta e possa scorgere qualunque cosa, diciamo, da lontano è visto come il fatto che ogni parola, ogni pensiero e ogni azione che nasce nei cuori delle persone, il Signore le prevede in anticipo, le riconosce in anticipo, e come la capra diciamo, è in grado di scoprire quelli che sono gli inganni dei cacciatori che sono diciamo, gli inganni del cacciatore, come Gesù Cristo, diciamo, che fu in grado di predire, di predire in anticipo quello che fu il tradimento di Giuda. Per quanto riguarda invece il serpente, la situazione si fa, diciamo, un po' all'inizio un po' più difficile, in quanto, escludendo che fosse il serpente presente nelle storie di Adamo ed Eva, bisognava trovargli una definizione. Ancora una volta qui ci vengono sempre in aiuto quelli che sono le interpretazioni degli animali nei bestiari medievali. Il serpente in questi bestiari è visto come un animale saggio, che quando invecchia gli si oscura la vista, il corpo tende a squamarsi e dopo circa 40 giorni di digiuno, ormai smagrito, cieco, tende a cercare delle fenditure tra le pietre dove potersi infilare e attraversandole la sua pelle si stacca e acquisisce così una nuova vista, e il corpo è un corpo nuovo, riacquisisce quindi un nuovo corpo e la vista. Quindi, così come l'uomo che compie le azioni del diavolo e perde la fede in Dio, indebolisce, diciamo, la sua vista. Per questo dovrebbe imitare quello che è il pensiero e l'opera del serpente, digiunando, vegliando e onorando Dio nella Chiesa. Questo infatti prevede che solo pregando e digiunando si possa effettivamente poi passare attraverso la pietra. E quindi solo chi è veramente in grado di riconciliarsi con Gesù Cristo, con Dio, è capace poi di liberarsi del peccato. E secondo questa lettura il personaggio maschile sarebbe si riferirebbe al fedele, e quindi il fedele deve prendere le virtù sia della capra che del serpente. Deve saper compiere digiuno e penitenza per poter avere la grazia proprio come il serpente, e come la capra deve fare attenzione e diciamo anticipare tutti quelli che sono tutti quei pericoli che potrebbero portarlo verso il peccato. Dalla parte opposta, giustamente qui mi sono dimenticato, scusatemi, di passare alla slide successiva, e quindi sì, il fedele dovrebbe fare come il serpente, digiuno e penitenza, come la capra, saper anticipare quindi i pericoli che potrebbero portarlo al peccato. Dalla parte opposta del pilastro abbiamo quella terza rappresentazione scultorea, che è posizionata in questa parte qui, e che possiamo vedere in questa immagine più grande, dove abbiamo quello che è la rappresentazione, diciamo, di un animale mostruoso, e questo piccolo animale qui, che dalla posizione è stato identificato come un feline, quindi come un leone. Molto difficoltosa anche qui la lettura iconologica, in quanto, come detto prima, sono sculture che ormai sono, non dico decontestualizzate, però molto probabilmente sono mutili di altre parti, e quindi non vi è la possibilità di poter leggere quello che era veramente il programma iconologico. Per quanto riguarda, diciamo, questa sorta di animale mostruoso che presenta una forma, diciamo, anguilliforme,
con una pinna, con delle pinne dorsali, una coda che finisce con un ricciolo, un becco quasi come un becco, muso quasi che rappresenta quasi il becco di un uccello, una sorta di puntinatura ad imitare molto probabilmente le squame dei pesci. Lo si potrebbe identificare come una scena del libro di Giona, dove appunto il profeta viene inghiottito da un grosso pesce e solo dopo 3 giorni viene riportato in superficie in modo che possa adempiere al suo incarico. Questo tenderebbe, diciamo, a prefigurare quella che è stata la morte e la resurrezione di Gesù, e allo stesso tempo la fede della resurrezione da parte di tutti dopo la morte. Sempre in un'altra lettura, diciamo, sempre di questo animale mostruoso, ci viene ancora una volta in aiuto quelli che sono i bestiari medievali, in quanto nei bestiari medievali potrebbe essere identificato come la rappresentazione di un'idra. L'idra è un animale molto particolare, anch'esso di forma anguilliforme, che ha una natura particolare, è nemico del coccodrillo, e quando scorge un coccodrillo che dorme sulla riva di un fiume, va a rotolarsi nel fango e per poi, diciamo, scivolargli all'interno delle fauci in maniera più semplice. E questo permette al coccodrillo di far sì di poterla inghiottire viva, uscendone magari poco dopo dalle sue viscere dopo averle dilaniate, in quanto il coccodrillo, diciamo, rappresenterebbe la morte e l'inferno, mentre l'idra sarebbe, e quindi sarebbero i nemici del Signore, e l'idra rappresenterebbe Gesù, che una volta assunta la nostra stessa carne terrena discese all'inferno, ne dilaniò ogni recesso e trasse in salvo, diciamo, tutti coloro che vi erano incatenati, mettendo così, come dicono nei bestiari, a morte la morte, risorgendo lui stesso tra i vivi. Più problematica la rappresentazione del leone, in quanto anch'esso è, diciamo, una figura isolata alla fine nel contesto rappresentativo scultoreo, e il leone è un animale regale, potrebbe rappresentare la stessa figura di Cristo o addirittura rappresentare le tre le tre nature del leone, ovvero sia il leone quando vaga tende a cancellare la coda con le sue orme, così come fece Gesù, diciamo, durante il suo invio sulla terra da parte del Padre, che tenne nascosta la sua natura divina. Quando dorme tiene gli occhi aperti, e anche Cristo dormiva nella croce e nel sepolcro, ma allo stesso tempo la sua natura divina stava sempre vegliando. E quando una leonessa dà alla luce un leoncino morto, lo veglia per 3 giorni, e al terzo giorno il padre arriva, gli soffia sul muso riportandolo alla vita. E questo fenomeno viene interpretato come simbolo della resurrezione di Gesù. Da notare il fatto che queste due rappresentazioni, che comunque tendono a privilegiare, diciamo, la natura della resurrezione, siano proprio rivolte verso questo lato, in quanto nello spiazzo che qui vediamo a suo tempo vi era il cimitero della chiesa, e quindi possiamo dire che fosse una sorta di premonizione che comunque sia un giorno sarebbero risuscitati dopo la morte. Che dire? Purtroppo non avendo, diciamo, una completezza nella rappresentazione iconografica, non possiamo dare una interpretazione iconologica completa. Dobbiamo basarci soltanto su quelle poche notizie che possiamo estrapolare.
da ciò che ovviamente rimane. Una cosa importante, a mio avviso, secondo gli studi che ho condotto, le rappresentazioni scultoree si trovano nella stessa posizione in cui furono pensate in origine, in quanto non ci sarebbe stato motivo, se una volta spostate, averle messe non tutte una vicina all'altra, diciamo, ma aver occultato una parte nella parte posteriore del pilastro sinistro che le avrebbe rese diciamo non fruibili a questo punto alla popolazione che entrava all'interno della struttura. Grazie per l'ascolto. Ora, grazie dottor Mangino, grazie professoressa Usai per questo bellissimo excursus e per quest'ultima relazione. Allora, il primo aspetto io vorrei dire innanzitutto a chi ci sta ascoltando che è possibile porre delle domande ai nostri relatori. Io in realtà ne avrei già qualcuna per entrambi, in particolare, ma qui lascerei spazio comunque a chi ci sta ascoltando. Vorrei però aggiungere solo due parole. Scusa Andrea, Sì. C'è qualche osservazione che è stata fatta da chi ha commentato su Facebook? Non so se voi... Bene, siamo in diretta? Sì. Benissimo. Io solo due parole e poi diamo lo spazio alle domande e poi diamo lo spazio alle domande del pubblico. Io non farò alcuna domanda, vorrei solo aggiungere e ringraziare veramente la professoressa Usai per questo excursus e per aver sottolineato la problematica legata ai restauri contemporanei. Restauri contemporanei che talvolta non sono documentati al dettaglio, ma documentati dagli studiosi, perché in realtà nelle carte d'archivio delle soprintendenze del territorio interessato ci sono questi documenti e talvolta mancano di esegesi da parte degli storici per comprendere meglio quella che era la fase originaria rispetto agli interventi e alle superfettazioni. E ci ha illustrato molto bene quali erano le tipologie di torri campanarie o di campanili a vela dalle dimensioni ridotte. Ma senza fare un sunto che non è assolutamente necessario, vorrei rimarcare l'importanza della ricerca anche da un punto di vista iconologico, il gran lavoro che ha fatto il dottor Mangino per lo studio della chiesa di San Giovanni Battista di Orotelli, che non si è limitata soltanto a queste decorazioni scultoree, che possono essere anche dei marcatori cronologici importanti, ma così come possono essere per quanto riguarda la loro collocazione, diceva giustamente lei Marco, la loro collocazione su una parte fruibile da parte dei fedeli evidentemente era fondamentale, chiaramente. Però la decorazione scultorea, così come la decorazione pittorica, in alcuni casi diventa un marcatore vero e proprio, anche marcatore liturgico. Quindi dobbiamo anche, a mio avviso, percorrere questa strada e chiederci effettivamente se le sculture si trovavano in origine nella torre campanaria. Però questo noi ci confronteremo e ne abbiamo già parlato diffusamente. Io lascerei spazio veramente al pubblico per le domande, per questa relazione davvero stimolante, concludendo che nel territorio di Orotelli non c'è solo, ma l'ha evocata come citata nelle fonti il dottor Mangino, non soltanto la chiesa romanica di San Giovanni Battista appunto, ma in campagna, in agro di Orotelli, abbiamo anche la chiesa di San Pietro di Oddini, che è un piccolo gioiello di architettura romanica che vale la pena visitare per chi avesse piacere di conoscere il territorio di Orotelli. Quindi ora spazio alle domande che mi pare siano già
diverse o le curiosità. Prego Giorgio, forse tu Sì. hai il polso della situazione. Vi faccio da portavoce di chi ha commentato guardando il video in diretta su Facebook. Il primo è un'osservazione che riguarda, diciamo, appunto i restauri che hai citato poco fa. Anna Ladu dice: mi auguro che azzardati restauri pseudostorici non proseguano ai giorni nostri. È un tema interessante. Sufficienti i danni del passato. Poi ci sono dei commenti che entrano nel merito della chiesa di Orotelli. Francesco, per me, riferita alle immagini, alle sculture del campanile, rappresentano San Lussorio con la palma del martirio e San Giorgio che ammazza il serpente. Non a caso nel circondario di Orotelli esistono entrambi i culti. Non so se questo può dare stimolo di discussione. Un altro Prego Marco. Prego. Beh sì, diciamo le interpretazioni possono essere multiple. C'è la possibilità, non possiamo escluderlo. Purtroppo, come detto, le rappresentazioni sono incomplete, per cui dobbiamo basarci su quel poco che possiamo ottenere da delle fonti. Il personaggio col serpente potrebbe anche indicare un San Giorgio che ammazza il drago, il serpente, però purtroppo, per esempio, non ci sono tracce delle braccia che potrebbero reggere la lancia. Sono interpretazioni che si possono prestare, questo sì. Ok, un'altra domanda che riguarda il simbolismo di quello che vediamo nel campanile. La capra non è simbolo del maligno? Chiedono questo. Questa è una bella domanda. Purtroppo io nelle mie ricerche, soprattutto leggendo varie tipologie di bestiari medievali, non l'ho trovata come simbologia del maligno. Quindi si dovrebbe studiare qualcosa in più. Non più di questo, non posso dire più di questo, sinceramente. Ok, un'altra domanda di Matteo Marteddu, molto specifica. Possiamo dire che la porticina laterale della chiesa, prima dell'aggiunta delle orribili cappelle, fosse la porticina dei peccatori? No, perché è rivolta a nord. Se vi condivido un attimo lo schermo, così un attimo, allora un attimo, che mi riapro la presentazione, così questa la spieghiamo. Allora, praticamente non può essere la porticina in quanto la porta dei peccatori, in quanto quella porta è posizionata a meridione e questa qui invece è posizionata a nord. Se seguite la freccia, questa è l'indicazione dei punti cardinali, la freccia sta a nord, quindi questo è il fianco nord, questo è il fianco meridionale. Sarebbe dovuta essere collocata su questo fianco. Quindi la risposta è no, non può essere la porta dei peccatori. Che un'altra domanda di Matteo Marteddu ci dice: pare che nella fase del restauro degli anni 60 sia stata trovata una pergamena dai muratori. È scomparsa? Non so se sappiamo qualcosa Purtroppo io nelle mie ricerche non ho trovato informazioni di questo, la sto sentendo per la prima volta. Il parroco della chiesa non mi ha saputo dire niente e non aveva notizie su questo. E lo stesso nelle varie relazioni presenti presso la soprintendenza di Sassari non se ne fa menzione. Quindi non saprei dirvi, non saprei darvi una risposta su questa notizia, una notizia da approfondire con la popolazione e magari con chi ha effettuato effettivamente i lavori di ampliamento della chiesa nel periodo. Non ci sono altre domande. Sì, forse sì, Giorgio. Forse si chiede se ci sono all'interno della chiesa elementi pittorici da poter riferire a questi elementi plastici esterni.
e Fisia De Salvi. Abbiamo Elementi sentito? Sì, sì. Sì, l'ha scritto nella chat di Zoom, effettivamente è una Scusa, l'ho vista, mi sono domanda. permesso di Hai fatto prenderti la benissimo. parola. Allora, elementi pittorici all'interno della chiesa non ce ne sono e quindi non si può fare questo paragone con gli elementi plastici esterni. Purtroppo non sappiamo se in antichità ci potessero essere raffigurazioni pittoriche al suo interno, non abbiamo notizie. Posso aggiungere una cosa in conclusione, in riferimento forse alla prima considerazione che è stata fatta sulla questione che i restauri odierni debbano essere, diciamo, condotti con un rigore, con insomma, un approccio evidentemente improntato alla massima prudenza. Ecco, dobbiamo dire che insomma, per ciò che abbiamo visto, per insomma, gli studi che stiamo conducendo negli ultimi anni, se da un lato c'è sicuramente una grande attenzione negli ultimi anni, ecco, ci sono stati decenni difficili e non parlo degli anni 60, ma parlo insomma degli anni 90 del XX secolo, in cui insomma abbiamo visto restauri molto discutibili. Quindi oggi siamo fortunati perché comunque i criteri sono molto rigidi e non c'è più, è poco o nulla è lasciato all'arbitrio del singolo, ma insomma non tanti anni fa non era così. Quindi ecco, diciamo che, come diceva il professor Pala, è utile avere questi elementi proprio per avere anche dei criteri di valutazione di quello che vediamo, ecco, di ciò che vediamo come emergenza monumentale. Il presidente Antonello Figus vuole rivolgere una domanda alla professoressa Usai. Sì. Sì, intanto volevo ringraziarvi entrambi e complimentarmi per le interessanti relazioni. Da cittadino di Santa Giusta non potevo non fare una considerazione. La tavola che Nicoletta ha presentato sul campanile a vela, quella ricostruzione, quel disegno, diciamo così, del campanile a vela, vedendo adesso la posizione di quello di San Giovanni Battista, che praticamente è posto nello stesso, al termine della fiancata nord, della facciata nord, proprio insomma, prima della fine della facciata stessa, e potrebbe quindi rappresentare un esempio tenuto conto anche che il periodo insomma, temporale di edificazione delle chiese più o meno è lo stesso, quindi potrebbe rappresentare, seppure non nelle forme dei pilastri, però come esempio di campanile, quello raffigurato nella tavola che hai presentato. Sì, ho capito. Ma intanto è una giusta considerazione. Poi, vabbè, su quel campanile in particolare, poi sui restauri della chiesa di Santa Giusta, il professor Pala ha scritto un articolo che è tuttora veramente fondamentale perché è estremamente contributivo, quindi ce ne potrebbe parlare lui per ore probabilmente. Però ecco, interessante intanto che di quel campanile a vela non rimane se non quella traccia, e in effetti la collocazione da quella restituzione grafica sembrerebbe assomigliare alla collocazione del campanile di San Giovanni Battista di Orotelli, quindi c'è da chiedersi per quale motivo l'abbia disegnato se non c'era, della marmora evidentemente, però se c'era per quale ragione adesso non ci sia, cioè quali sono i motivi per cui non lo vediamo più, a meno che non sia crollato, ecco, insomma, quindi però ci potrebbe stare, ecco. Ci potrebbe stare. Quello che è interessante è che non ho detto insomma, per motivi di tempo, è che poi è interessante anche notare come il campanile diventi un elemento identitario diciamo del paesaggio, sia un segno forte, ecco, del paesaggio, e quindi in età moderna e contemporanea a volte si tende anche a volerlo più alto,
per, come dire, no? Per darsi Certo. un maggiore prestigio. Ecco, anche questo è un elemento interessante insomma, da proporre, ecco, alla riflessione comune, direi. E spesso le comunità si riconoscono col campanile, no? Da lì campanile. Esatto. È proprio così, e se posso, visto che mi avete evocato, non parlerò sicuramente per ore, aggiungerò No, però solo... questa cosa mi interessa da tempo, quindi approfitto della vostra presenza. No, che poi in realtà forse non tutti sanno che Antonello Figus è stato, lui allora era sindaco di Santa Giusta e è stato il promotore di questa straordinaria pubblicazione che curò Roberto Coroneo sulla Basilica di Santa Giusta. Nicoletta ha evocato il mio studio che è all'interno di quel volume, quindi sono io da studioso che ringrazio te perché sei stato mecenate di una produzione scientifica che è ancora tuttora un punto di riferimento per gli studiosi, quindi è passato del tempo, ma è ancora molto importante. Al di là di questo, di questa nota giusta, e secondo me è importante ricordare questi aspetti, chi sostiene la cultura e chi fa andare avanti questi progetti culturali come l'Associazione Amici del Romanico, che nasce da quello che era un sogno, e i primi che sognavano erano Antonello Figus e professor Roberto Coroneo. Un sogno che è diventato realtà, sono più di 10 anni, o sbaglio, e quindi insomma questa pubblicazione in qualche modo rappresenta anche l'inizio di quel sogno che è diventato realtà. Ora, oltre a questa parte romantica, c'è anche una parte veramente concreta che ci consente di divulgare quelle che sono le acquisizioni da parte dell'università, comunque da parte degli studiosi che dedicano del tempo e la loro vita a questi argomenti, il loro lavoro. Ultimo tra gli studiosi, ultimo ma in ordine temporale, Marco Mangino, che esce dalla nostra università e si occupa di questi argomenti. Quindi sono occasioni importanti. Al di là di questo, per chiudere il mio intervento, che volevo essere brevissimo, sui restauri del campanile e sulla torre campanaria di Santa Giusta. Molto brevemente, quel disegno della marmora, voi avete visto quale sia l'angolazione che è opposta al campanile, che sicuramente la torre campanaria, che sicuramente nei primi due ordini insisteva in epoca romanica, successivamente fu elevato. Quindi quel campanile a vela che abbiamo visto noi disegnato dal Della Marmora nel suo itinerario è riportato, un disegno conosciuto, esisteva probabilmente, è verosimile, semplicemente che avesse una funzione pratica, ovvero sia il campanile non vi era una torre campanaria adeguata, non vi era una campana vera e propria atta a fare le sue funzioni vere e proprie. Ricordate che c'è anche da calarsi nel periodo medievale, le campane scandivano le ore della città. Ora abbiamo perso un po' del paese, ora abbiamo perso un po' quel sapore che riconosciamo come romantico, ma che era la realtà, è una realtà diversa. Avere una campana che scandiva le ore era fondamentale per la città, non solo in epoca medievale. Quindi verosimilmente io ritengo che quel piccolo campanile a vela avesse una funzione pratica che non dava all'altro campanile, semplicemente questo risultava più facile utilizzare come strumento legato ovviamente alla liturgia, ma anche ad altre funzioni civili e civiche. Grazie ai relatori e veramente Antonello. Grazie a voi, grazie a voi. Bene. Chiudi allora Andrea. Va bene, grazie a tutti, un saluto agli amici del direttivo e ai relatori che ci hanno presentato questa relazione eccellente, direi.